Con Giorgio Tengo, allenatore dello Juveniglia, purtroppo sconfitto in finale 3-0 della Coppa Vento Trofeo Mikasa 2012-2013. Giorgio, che partita è stata? Io penso sia stata una partita a senso unico, non c'è dubbio. Mi dispiace, non siamo riusciti a portare una squadra pronta perché abbiamo avuto grossi problemi fisici in questo periodo. Avevo 2 giocatori con la febbre in campo e mi dispiace per tutti i tifosi che sono venuti di non aver potuto offrire una prestazione degna di una finale quanto ci attendevamo fino a 10 giorni fa. Cosa non è andata in questa prestazione? Non eravamo a posto fisicamente, loro ci hanno aggredito sicuramente in battuta, noi non siamo stati sufficientemente precisi per poter contrapporre la nostra ricezione alle loro ottime battute. Poi è molto difficile ricostruire l'azione con palla alta, quindi penso che Zanetti ha vinto meritatamente. Ok, grazie Giorgio e peccato per questa occasione. Peccato veramente, ci riproveremo l'anno prossimo. Buon proseguimento di stagione allora. Grazie.